Io la vedo come una follia. Non usa mezzi termini il sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Gianmarco Centinaio per definire la vicenda della dirigenza del Consorzio Superiore Conegliano Valdobbiadene. Una storia che conosce molto bene, avendo tentato inutilmente una mediazione tra le parti. Io ho provato a farli mettere d'accordo, ho provato a cercare di trovare una via che potesse arrivare a un momento di responsabilità comune. Ahimè, non ci sono riuscito. E mentre al Careni di Pieve di Soligo va in scena quello che dovrebbe essere l'ultimo atto, il sottosegretario sottolinea. Il Prosecco, il consorzio del Prosecco di OCG è uno dei consorzi più importanti d'Italia a livello di qualità e soprattutto a livello di reputazione in giro per il mondo. Per questo non può permettersi una situazione di stallo come questa che secondo Centinaio è destinata a proseguire anche dopo la resa dei conti di oggi al Careni con l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, anche se a Roma sperano di sbagliarsi. Quando non si vuole mettere d'accordo. Io spero che nel frattempo le parti in campo abbiano trovato una soluzione e se l'hanno trovata ben venga, perché tifo per un accordo. Pronto però, ma questo ce lo confida tra le righe, a tagliare contributi e sostegni economici pur di far cessare questa guerra infinita tra Conegliano e Valdobbiadene.